Enrico Cappelletti, prima di dare la parola ad Alessandro Ambrosini che è a Roma, poi mi correggerà se invece è da un'altra parte del paese, volevo dire una cosa piccolissima, un'altra legge che secondo me darà parecchio filo da torcere a chi vuole che la legalità sia rispettata, è il cosiddetto sblocca Italia, perché secondo me sul piano ambientale dà delle facilitazioni a chi inquina, possiamo dire tranquillamente bestiali, nel senso che rende molto più difficile l'accertamento del reato e crea una complicazione ulteriore per le forze dell'ordine e per coloro i quali indagano su questo tipo di reati. E va detta un'altra cosa, i soggetti che in questo senso sono attivi, non solo per esempio il NOE, non solo i reparti della polizia o della Guardia di Finanza, ma le agenzie dell'ARPA in giro per le varie regioni d'Italia, devono affrontare problemi durissimi di carenza di organico e di carenza di strumentazione. Provate a pensare per esempio a un compressore importantissimo per il settore dell'occupazione vicentino come è quello della Concia, in cui la questione ambientale riveste un problema fondamentale. Ricordo a tutti quanti che l'ULSS dell'Ovest Vicentino non ha ancora il registro dei tumori e quindi voi sapete che il processo conciario è uno dei più invasivi sul piano della salute. Può contare su un gruppo di soggetti relativi alla polizia ambientale dell'ARPA che è ridicolo rispetto non solo al PIL che viene generato, ma ai problemi ambientali che questo pone. Allora, se noi non mettiamo in campo delle risorse e delle intelligenze sufficienti per questo tipo di investigazione, potremmo avere anche le leggi migliori o delle buone leggi, questo lo spiega benissimo Zoe, ma si diventa inefficaci perché manca sostanzialmente chi deve andare a fare le verifiche, e sono verifiche complesse che richiedono intelligenza, studio e capacità tecniche. Adesso io passo la parola ad Ambrosini per chiedergli alcune cose molto precise. Tu Alessandro, anzitutto ti saluto, spero che tu mi possa sentire in questo momento. Vediamo se riusciamo a sintonizzarci con Alessandro Ambrosini. Pronto? Vediamo. Alessandro, paziente un pochino perché forse è solo una questione di volumi. Io ti sento molto piano, comunque volevo chiederti una cosa, poi casomai aumenteremo il volume. Tu hai seguito molto da vicino la questione di mafia capitale. Potresti un attimo... pronto? Sì, ecco. Potresti farci un attimo il punto della situazione e soprattutto capire quanto il rapporto tra pubblica amministrazione, mafie, mala veneta e mafia romana conta in un momento storico come questo, perché indagini di un certo tipo, di un certo peso ne leggiamo tantissime. A Roma abbiamo sentito di sequestri milionari, a Padova addirittura sono stati sequestrati in un colpo solo alcuni giorni fa ben 150 milioni di euro più 50 appartamenti. Quindi volevo capire dal tuo punto di vista, che hai seguito dall'interno, come posso dire, da insider in certe occasioni, questo tipo di problematica, come si vive il momento politico nella capitale. Grazie. Adesso un pochino meglio, proviamo. Prova a parlare. Parla. Alessandro?
non potevo intervenire. La domanda che mi ha fatto Marco Miglioni è estremamente interessante. Innanzitutto il discorso di Roma Capitale oggi è fondamentalmente bloccato in attesa che partano altri due tronconi d'inchiesta che colpiranno politica, anche istituzioni, anche organi di polizia, qualcuno della polizia e fondamentalmente poi quello che manca per l'associazione mafiosa effettiva in questo ambito, quello di Mafia Capitale, che effettivamente la manovalanza, perché ci saranno una serie altri due tronconi d'inchiesta che sfociaranno in parecchi altri arresti. Il rapporto che c'è tra la criminalità romana, quella che è stata la criminalità romana e il Veneto è un rapporto che prosegue da almeno 30 anni, se non di più. Per cui riguarda da quando c'erano elementi della banda della Maggiana che arrivarono fino in Veneto per fare affari, ma chiaramente ancora prima bisogna tornare indietro un po' nel tempo, inizio del 75, diciamo così, e si parla appunto di Mara del Brenta, di Felice Maniero e di tutto e di un territorio, qual era il Veneto, che iniziava a diventare terra di conquista per tutte le organizzazioni mafiose. Per cui quando si parla di Mafia Capitale e Veneto bisogna tornare indietro effettivamente negli anni, perché i rapporti sono molto più vecchi, con elementi che ritornano puntualmente, come Enrico Nicoletti, che era l'uomo cassaforte della banda della Magliana. Quando parliamo di banda della Magliana bisogna sempre ricordarsi che non è che sia solo questione di romani, ma all'interno c'erano effettivamente un po', cioè soprattutto la mafia di Filippo Grosso, quindi tutto quanto cioè una mafia siciliana molto potente al tempo e molto intrusiva in tutte quante le situazioni imprenditoriali e istituzionali. Tornando indietro nel tempo, appunto, diciamo, Mara del Brenta, un'associazione mafiosa autoctona, però con fortissime presenze mafiose siciliane. Inutile che percorriamo la storia proprio della Mara del Brenta, perché troveremo comunque nomi che vanno a tutto il suo contorno, a Viterra Gaetano, fidanzati, che già al tempo, negli anni 80, diciamo, negli anni 80 soprattutto, hanno tessuto dei rapporti particolari con tutta una filiera di imprenditori veneti, moltissimi vicentini, moltissimi trevisani, moltissimi padovani ovviamente, poi diciamo per cui c'è stato proprio un rapporto che ha creato parte di quello che è stato anche il miracolo del Nord-Est, perché bisogna partire da un concetto fondamentalmente. Bisogna innanzitutto capire che il Veneto è stato ed è cassaforte delle
non è rimasta, perché è rimasta una terra tranquilla, è rimasta una terra dove bisogna stare zitti, lavorare insieme agli imprenditori veneti, le organizzazioni criminali arrivavano, foraggiavano, in alcuni casi compravano, cioè aziende piccole, medie, grandi. A un certo punto si è arrivati anche a forme di usura, perché c'è sempre dietro l'organizzazione criminale c'è sempre anche l'usura, ci sono le estorsioni, quello che non si pensa mai che il debito viene pagato, in realtà è stato pagato più in qualche situazione. Però il fattore di criminalità nel Veneto è un fattore di mafia nel Veneto, è un fattore appunto che viene da lontano, viene appunto considerato una cassaforte in Veneto, una cassaforte che ha dato respiro a tutto quanto il mondo criminale, cioè tutti i proventi della droga, molti proventi della droga passavano di qua, venivano investiti in aziende. Lo stesso Felice Maniero, la madre del Brenda, anzi Felice Maniero più che altro, Felice Maniero e un altro suo socio, cioè hanno investito la maggior parte dei loro proventi in aziende venete per svilupparle e per tenersi quel famoso tesoretto che tanti hanno cercato a destra e a manca del mondo. In realtà basta guardare fuori dal treno mentre si percorre le varie tratte, non so, Vicenza Treviso, Padova Venezia, per la capire. Per cui c'era effettivamente è una banca e dentro questa banca non si doveva parlare, non si deve parlare del Veneto e delle mafie. Voi fate attenzione, adesso con quello che è uscito sull''ndrangheta se ne parla, ma perché si è sdoganato anche l'Emilia Romagna, perché si è sdoganata la Toscana, ora sembra che sia solo un 'ndrangheta, ma non è esattamente così. Cioè in Veneto la mafia è ben radicata di quello che riusciamo a vedere oggi e di quello che riusciamo a leggere oggi dalle ordinanze, dal resto, dai giornali. Cioè c'è molto di più, è qualcosa, le mafie sono qualcosa che nascono insieme allo Stato, si sovrappongono, a volte lo anticipano, molte volte vanno ancora più avanti rispetto alla società, cioè sono sempre un po' più avanti rispetto alla società e si inseriscono anche per un discorso legato al concetto di mafia, perché noi pensiamo che il concetto di mafia sia legato soltanto alla coppola, alla pistola, il mitra, la K47, la calibro 9, no, la mafia è un discorso ben più radicato, ma nei comportamenti e in quello che negli impicci
90% delle persone che abitano a Roma, se vai ad Aosta, quello è un reato. Cioè c'è la normalizzazione un po' alla volta, per cui questo è uno dei grandissimi problemi, che è un problema che sussiste anche in Veneto, cioè, ed è un problema questo legato anche colpevolmente a una magistratura che proprio, per esempio, a partire proprio dalla mano del Brenta, non ha fatto un buon lavoro. Molte volte io mi prendo la responsabilità di dirlo, ma molte volte, cioè, sono andati sugli stessi binari della mano del Brenta e di Felice Maniero. Cioè, molte volte hanno chiuso occhi, orecchie, molte volte non si sono posti le domande in più che era doveroso porsi. Non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto e a distanza di 20-30 anni, cioè c'è gente che lo fa e gente che viene bastonata per questo, che si pone qualche quesito in più, che si pone il come, il perché. Poi in realtà vedi che se tu guardi la storia con attenzione, tu guardi gli atti, tu guardi i rapporti di polizia, i rapporti della via, cioè da lì vedi che che ci sono delle collusioni, dirette o indirette, volontarie o involontarie, perché non voglio sempre pensare che sia del male, purtroppo devo pensare che ci sia anche un operato sbagliato, l'errore nella magistratura, come nella stampa colpevole in molti casi. Quando io l'anno scorso denunciai Felice Maniero per minacce e ingiurie, una cosa che feci non volentieri, ma che mi servì per crearmi comunque una sorta di protezione, nel senso che ero ok, adesso ogni cosa che mi succederà, se mi succederà qualcosa, comunque si sa che sta. Quando mi succedesse questo, una parte della stampa venta, cioè, mi disegnò come un millantatore, un folle, uno con la passi in pubblicità, e tutto questo lo estrapolò dalle parole del Maniero stesso. Quando io parlai con il giornalista che fece questa intervista a Maniero, che tirò fuori queste cose, lui mi disse: io sono l'ufficio stampa di Maniero, se qualcuno vuol parlare, se deve passare da me, cioè, non puoi fare questo. E questo è il livello della stampa venta. Cioè uno che, non vi dico neanche la prima cosa che mi ha detto appena l'ho chiamato, perché sono cose che ripeti, come se avessi colpa di qualcosa, no? Ecco, da questo concetto bisogna riuscire ad arrivare al fatto che in realtà anche la stampa ha avuto un suo ruolo di copertura di certe cose, la magistratura per altri versi lo stesso, cioè per cui poi le presenze non bisogna stupirsi di conseguenza come il Veneto sia diventata, e ve lo dico da trascuro, è una colonia, è un posto dove tutte le criminalità una per una vivono ed esistono. Un collaboratore di giustizia, uno dei principali subalterni, il vice Bonaventura, lui a 18 anni era più o meno cioè mandato da suo padre, che era Capocosca, per imparare il mestiere. Il mestiere non è soltanto quello di avere rapporti per il traffico internazionale di stupefacenti, armi, tutto quanto quello che può essere. No, c'è un'altra cosa. Cioè, potere, c'è il
diciamo romani. Romani vuol dire appunto unicoletti, un plagio per alcuni, passeggere legato alla banda della Magliana, implicato a suo tempo nell'omicidio Calvi e in tanti altri misteri romani italiani. Poi c'erano dei personaggi che erano invece appunto emanazione come della mafia, direttamente o indirettamente. Alessandro, mi riesci a sentire? Sì. Adesso volevo chiederti una battuta flash per terminare, perché poi vorremmo passare al senatore Giarrusso e alle domande. Proprio lì rispondi con un flash da 0 a 10. A Roma che percezione c'è stata degli arresti per mafia qua nel Veneto? Ok, 0. Allora io ti ringrazio. Grazie. Buon lavoro. Allora io adesso passo la parola alla